per fortuna in questo caso maggiorenni, ma ci sono anche situazioni che investono anche minorenni, sfruttata, individuata e quindi presa da queste madame che ci sono sul territorio, madame inquadrate ovviamente in un'organizzazione che ormai è ben definita, organizzata alla perfezione, trattando ogni aspetto successivo al reclutamento. La ragazza viene presa, la madame si assume le prime spese per il trasferimento dalla Nigeria alla Libia attraversando il deserto del Sahara, passando dal camion all'Egitto, subendo anche in questo caso ripetute violenze anche sessuali, che vi lascio immaginare che condizione lì. Arriva in Libia e viene sistemata in una struttura, in un hub dove ci sono altre ragazze nella sua stessa condizione, riesce a scappare da questo hub, si appoggia a un soggetto, purtroppo al soggetto sbagliato, che è quello che è in contatto con uno dei due che si trova a Catania, il quale riorganizza il viaggio della disperazione e della speranza per lei, disperazione per noi, per chi opera, qui in Sicilia orientale. Il catanese, tra virgolette, il militare capitale, anticipa 2.500 euro per sostenere questo viaggio che era un giorno, arriva a Sicilia orientale, viene poi trasferita a un centro di accoglienza a Cagliaco, Selario. Lì riesce ad uscire da questo centro di accoglienza, ad allontanarsi dal centro di accoglienza attraverso l'altro referente della zona, che è appunto il soggetto ingegnere capitale. Presa questa ragazza, contatta il catanese, il quale organizza il viaggio per farla tornare in Sicilia. Quindi lei viene imbarcata su una nave Olbia Civitavecchia, arrivata a Civitavecchia viene prelevata da un altro referente che non siamo riusciti ancora a identificare, che la accompagna fino alla stazione di Pultina, dove prende il pullman e arriva finalmente a Catania. Finalmente tra virgolette, perché poi a Catania siamo intervenuti noi, ma inevitabilmente sarebbe stata introdotta nel mercato del meretrice della Costituzione.